importante per Agrigento l'iniziativa che la scuola e il Polito è riuscito a realizzare, qui complimenti alla preside, ai docenti ma anche ai discenti. È un percorso virtuale incentrato sulle uova, dall'uovo come unica cellula vitale fino all'uovo fritto, che può essere inteso come la morte dell'uovo, quindi la morte della vita, oppure anche come una metamorfosi di un futuro migliore. Il tema è ambiente e cultura, i ragazzi hanno presentato i vari percorsi, hanno dimostrato come si fa per rispettare l'ambiente. Penso che sia un'iniziativa lodevole e che sia ad esempio a tutti noi adulti. Il commissario della provincia, il dottor Raffaele Sanzo, ha accolto con piacere questa iniziativa all'interno del giardino botanico, perché si sposava bene un aspetto naturalistico quale questo splendido giardino abbarbicato in questo costone tufaceo con un progetto ambientale, quello portato all'Istituto Politi. Quindi abbiamo con piacere accolto questi divulgatori scientifici, artistico-scientifici, che hanno realizzato queste opere per divulgare e conoscere meglio le problematiche ambientali del nostro territorio e in generale del pianeta. Abbiamo proposto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane e Politi di Agrigento un progetto di comunicazione ambientale attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea, dell'arte visiva e della performance artistica, grazie alle opere dell'artista Salvatore Camilleri. È stato un percorso intenso, interessante, dove i protagonisti assoluti sono stati i ragazzi e le ragazze, che hanno centrato l'urgenza che questo tempo vive, che è quello di salvare il pianeta, se vogliamo salvare noi stessi. Quindi grande merito alla loro sensibilità e al lavoro e all'impegno che hanno messo in questo percorso di narrazione attraverso l'arte e lo storytelling. Ci troviamo qua all'Orto Botanico di Agrigento per questa iniziativa dal titolo Terra Fritta. È un'iniziativa tra racconto, storytelling e arte visiva. E io sono qui in quanto autore di poi tutto quello che va a sviluppare il progetto insieme ai ragazzi della scuola. Sono tutta una serie di installazioni e arte performativa di partecipazione. I ragazzi hanno risposto bene, si sono molto divertiti, sia chi ha partecipato al progetto ma anche chi ha partecipato con la scuola. Oggi inauguriamo la mostra Terra Fritta ed è collegata a un progetto di PCTO che la Lega Ambiente e Lega Ambiente Agrigento e Sosia Comunicazione hanno svolto quest'anno all'interno di due classi del liceo socio-psicopedagogico Politi di Agrigento, è legato ai temi del cambiamento climatico, che sono stati coniugati con un'espressione artistica dell'artista visivo Salvatore Camilleri, che lavora appunto sulle uova, e quindi il tema è quello che se non lavoriamo sodo per contrastare i cambiamenti climatici noi siamo fritti, quindi tutte le installazioni sono legate alle uova fritte. È una giornata di grande divertimento, ma è soprattutto una giornata in cui si comunica in maniera diversa che bisogna cambiare gli stili di vita, cambiare il modo di alimentarsi, cambiare il modo di utilizzare l'energia, non più fonti fossili, perché abbiamo bisogno di ridurre a zero entro il 2050 le emissioni in atmosfera di gas climalteranti, l'anidride carbonica e il metano. Noi siamo i DAS e in quanto DAS, appunto divulgatori artistico-scientifici, siamo proprio qui oggi per riuscire a sensibilizzare la popolazione riguardo alla tematica ambientale, che infatti comunicare per salvaguardare l'ambiente è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 e in particolare l'obiettivo numero 12, in maniera tale che comunque la popolazione sia cosciente di quello che accade dopo che loro compiono le loro azioni e di conseguenza possono cercare di prevenire ogni possibile conseguenza.